Individuare le modalità operative del coordinamento per mettere a punto una strategia di reciproca collaborazione fra magistrati che operano di fatto sullo stesso territorio, anche se con competenze diverse. Questo è l'obiettivo di un summit fra Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e Procura di Agrigento. Il procuratore Luigi Patronaggio e i magistrati dell'ufficio hanno ricevuto i colleghi palermitani che hanno competenze in materia di indagini di mafia, ma non solo. Molte questioni legate all'immigrazione clandestina, quando ad esempio viene ipotizzata l'esistenza di una tratta di esseri umani dietro le traversate, sono di competenza delle direzioni distrettuali antimafia. Da alcune settimane ad occuparsi del coordinamento delle indagini su Agrigento è il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido, che non a caso ha lo stesso incarico in relazione alle inchieste sulla mafia trapanese, visto che le ipotesi più recenti ipotizzano l'esistenza di un collegamento rafforzato fra le cosche dei due territori. Insieme a Guido un altro gruppo di magistrati composto da Claudio Camilleri, Geri Ferrara e Alessia Sinatra, magistrati della DDA che hanno condotto diverse inchieste recenti di mafia, hanno partecipato alla lunga riunione con i colleghi agrigentini. Nella sostanza è stato messo a punto un piano per ottimizzare l'attività di indagine e stabilire le modalità del coordinamento. E ieri si sono insediati ad Agrigento due nuovi magistrati onorari, sono Caterina Rizzo e Lorenzo Loverso. I due nuovi viceprocuratori onorari si occuperanno insieme agli altri 12 colleghi in servizio alla procura di rappresentare l'accusa nella quasi totalità dei processi davanti ai giudici monocratici, comprese le direttissime.